Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi per iniziare il nostro culto e se avete le vostre Bibbie, sia cartacee oppure sul telefono, vi invito ad aprire su Salmi, capitolo 7, dal versetto 1. Ci siete? Salmi 7. Che dice così: O Signore Dio mio, in te confido, salvami da chi mi perseguita, liberami, affinché il nemico, come un leone, non sbrani l'anima mia, lacerandola, senza che alcuno mi liberi. O Signore Dio mio, se ho fatto così, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho lasciato andar libero colui che mi era nemico senza ragione. Il mio nemico perseguiti pure la mia anima e la raggiunga, calpesti il suolo la mia vita e getti pure la mia gloria nella polvere. Ergiti, o Signore, nell'ira tua, innalzati contro il furore dei miei nemici e destati in mio favore. Tu hai decretato il giudizio, l'assemblea dei popoli ti circondi e sali a sedere al di sopra d'essa in luogo elevato. Il Signore giudica i popoli, giudica me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Fa che cessi la malvagità degli empi, ma sostieni il giusto, poiché sei il Dio giusto che conosce i cuori e i reni. Dio è il mio scudo, egli salva gli uomini retti. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto. Dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparato. La sua malizia gli ripiomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Io loderò il Signore per la sua giustizia e salmeggerò al nome del Signore. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità che abbiamo di essere nella tua presenza, di essere nella tua casa, Signore. Ti preghiamo che il tuo Spirito Santo possa essere in mezzo a noi, che noi possiamo sentire, Signore, la tua voce, oh Padre, e che possiamo, Padre, offrire, Signore, la nostra lode e la nostra adorazione a te, oh Padre, poiché solo tu sei degno, Signore, di ogni onore e di ogni gloria, Signore. Grazie, Signore, perché tu sei il nostro rifugio, tu sei il nostro scudo, Padre, e combatti per noi. Grazie, Signore, per ogni cosa. Ti chiedo che il tuo Spirito Santo possa essere in mezzo a noi e che possa parlare ai nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Giuda, rudisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno, cantiamo, oh tu sei l'agnello è mollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno.
sei il leone, tu sei il leone, leone di Giuda, rudisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello è mollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Sentiamo chi fermerà. Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Sentiamo ancora una volta chi fermerà. Chi fermerà l'Onnipotente? Fermerà l'Onnipotente, chi fermerà l'Onnipotente, chi fermerà. Tu sei il leone, leone di Giuda, rudisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello è mollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Amen, Chiesa, tutta la lode del nostro Signore Gesù Cristo. Chi è contento oggi di essere qui? Chi è contento di poter avere un momento di gioia, un momento che possiamo adorare il nostro Signore? La canzone diceva: chi fermerà l'Onnipotente? Questo è il nostro Signore, è il Dio. E chi lo può fermare? Nessuno, perché Lui è il nostro Signore, Lui è potente, Lui è meraviglioso, Lui conosce tutto quello che abbiamo dentro dei nostri cuori, Lui conosce la nostra vita, le nostre difficoltà, e nessuno lo può fermare, nessuno può fermare la sua volontà. Quindi che possiamo avere una vita con questo in mente, camminare sulla volontà di Gesù Cristo, perché quello è il migliore che possiamo avere nella nostra vita. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Cantiamo, tu sei miracoloso, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio,
questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso. Tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Cantiamo a Lui, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu Cantiamo con non ti verità, cantiamo fermi, con verità. tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, Credete in questo tu Dio? non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, sentiamo ancora, non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, Sentiamo con il nostro cuore ancora una volta. non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Cantiamo anche se non ti vedo, anche se non ti vedo operando stai, anche
questo sei Signore. Questo è il nostro Signore, un Dio che anche quando non vediamo Lui sta lì che opera, quando non lo sentiamo Lui è ancora lì e Lui non si fermerà, perché Lui ha dentro di sé un obiettivo per noi. Quindi che abbiamo questa fede, perché ci saranno momenti in cui non potremo sentire nulla, ci saranno momenti in cui pregheremo a Lui, canteremo a Lui e non sentiremo nulla. Anche in quei momenti Lui c'è, anche quando non lo vediamo Lui c'è. Quindi che questa sia la nostra fede. La fede è quando non possiamo vedere, quando non possiamo sentire, però abbiamo una certezza che abbiamo un Dio potente, un Dio meraviglioso che sta operando e che si muove tra di noi e che si muove dentro della nostra casa, che si muove dentro della nostra scuola, che si muove dentro del nostro ambiente di lavoro. È un Dio che può operare miracoli, è un Dio che può trasformare le vite. Quindi non perdiamo la fede, non perdiamo questa certezza che abbiamo un Dio che può trasformare ogni cuore, che può trasformare ogni vita, che può cambiare qualsiasi cosa. Questo è il nostro Dio, un Dio che fa miracoli, un Dio che può trasformare. Teniamo questo in mente, teniamo questo dentro dei nostri cuori, che questo è il Dio che seguiamo. Questo è il nostro Dio. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa in noi. Cantiamo a Lui. Della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici Di te. Di te. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza
scende della tua presenza. Solo la Chiesa cantiamo. Riempi questa Chiesa ai nostri. Di cosa? La tua gloria inondaci. Presenza nemici. Riempici di te, Signore. Riempici della tua presenza, Padre. Vogliamo soltanto essere riempiti del tuo Spirito Santo, Padre. Riempiti, Padre, dei frutti del tuo Spirito, Signore, del tuo amore, Padre, della tua parola, di tutto quello che hai per noi, Signore. Quando cantiamo, Padre, qua in chiesa, non sono soltanto parole che diciamo al vento, ma sono cose che veramente sono importanti per i nostri cuori, sono cose che cantiamo con verità perché vogliamo proprio essere riempiti della tua presenza, Padre, essere riempiti del tuo Spirito Santo, Signore. Per questo, Signore, se possiamo chiedere una cosa, Padre, è questo: riempici, Padre, del tuo Spirito, del tuo amore. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Cantiamo, tu sei. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo di altezza. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che vera potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo a Lui lo Spirito Santo.
separarmi dal tuo amore. Cantiamo, cantiamo. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Cantiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, vedi lo Spirito grida, grazie per l'adozione. Abba, Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, vedi lo Spirito grida, grazie per l'adozione. Abba, Padre. Grazie Signore, grazie per questo culto Signore. Ti ringraziamo Padre per questa chiesa Signore, per tutti quelli che stanno lavorando qua Padre, per tutti quelli che sono venuti Signore. Vogliamo soltanto Padre un momento con te Signore. Vogliamo soltanto imparare Padre le tue cose. Vogliamo soltanto Padre avere un po' del tuo amore Signore. Perché sarà sufficiente Padre, anche se solo un po' Padre sarà sufficiente Signore. Ti chiediamo Padre che continua con noi Padre. Ti offriamo a questa lode Signore, ti offriamo a questo culto Padre. Ti invitiamo Signore ad essere l'invitato d'onore Signore. Manifesta il tuo Spirito Santo Padre, manifesta la tua presenza, il tuo amore Signore. Vogliamo più di te Padre. Vogliamo che questo momento con te sia più di un momento religioso, Padre, ma sia veramente un momento che può cambiare le nostre vite, che può cambiare la nostra storia, Padre. Continua con noi, questo che noi ti chiediamo, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera. Dai ragazzi. Buonasera. Bello, grazie. Bello rivedervi. Sono stato qui 2 settimane fa, forse. Non mi ricordo, ma sono andato veloce, perciò non sono riuscito a parlare con tutti voi. Quindi bello poter rivedervi qui davanti, tutte le faccine. Questa sera daremo continuità alla lettera di Colossesi, iniziando il capitolo 3. La scorsa settimana, se non mi sbaglio, è stato Miguel e nell'altra ancora Samuel, giusto? Leggiamo. Riesco a passare io gli slide? Proviamo. Ecco, leggiamo il testo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù,
dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo, in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Preghiamo. Padre, parli al nostro cuore, Signore, cambia il nostro cuore, che possiamo essere capaci di comprendere la Tua verità. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Bene, il contesto della lettera ai Colossesi ormai lo sapete bene. Il contesto più vicino, diciamo così, è che Paolo stava combattendo gli insegnamenti giudaici, le persone che adoravano gli angeli, quello è stato il testo che ha predicato Miguel, e c'erano anche quelle persone che credevano che alcune persone erano capaci di ricevere una specie di rivelazione speciale da parte di Dio e che erano queste persone che riuscivano in qualche modo a raggiungere a Dio. E in questo contesto leggiamo i versi 16 e 16 del capitolo 2, 16 e 17. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a nuvolini, a sabati, cioè praticamente i riti della legge mosaica, tutte le cerimonie della legge, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Tutte quelle cerimonie erano ombre, cioè segni che prima erano nascosti e ora sono stati rivelati in Cristo Gesù. Avevano un scopo preciso quelle cerimonie, ora non più. Ora abbiamo la rivelazione completa in Cristo Gesù. Poi nei versi 20 e 21 dice: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, quando ci siamo convertiti, nel momento in cui accettiamo a Cristo come il Signore e Salvatore della nostra vita, in quel momento lì moriamo per il mondo. È quello che simbolizza il battesimo. Moriamo per il mondo una volta che entriamo in acqua e poi rinasciamo, risuscitiamo in Cristo per una nuova vita insieme a Lui. Perché, una volta che avete deciso di morire per il mondo, come se viveste ancora nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare. In Cristo siamo stati liberati di tutte queste cose, liberati di tutta questa religiosità. Questo non significa, e se non mi sbaglio Samuel ha parlato un po' di questo non significa che siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo, non è assolutamente questo, ma siamo liberi di fare la volontà di Cristo. Perché? Ha senso questo? Perché sono libero di fare quello che vuole qualcun altro. Perché prima eravamo schiavi del peccato, non avevamo il potere di scegliere, non peccare. Ora in Cristo siamo stati liberati. Ora in Cristo abbiamo il potere di dire no. È questo che vuol dire essere libero. Non è fare tutto ciò che vogliamo, ma è poter dire di no a quelle cose che prima ci schiavizzavano. E in questo contesto arriviamo al capitolo 3, che è quello che abbiamo letto all'inizio e quello che studieremo stasera. Prima vi faccio una domanda: chi di voi è stato battezzato? Alzate le manine. Tanti? Ok, abbassate. Cosa significa battezzarsi? Il battesimo è il rito, così per dire, è il simbolo di che ora abbiamo una nuova vita in Cristo. È questo che vuol dire essere battezzato. È la nostra confessione di fede pubblica. È quando dimostriamo a tutta la nostra comunità che ora decidiamo di servire a Cristo Gesù.
Perché questo è importante? Verso 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cioè la conversione, giusto? Il simbolo del battesimo. Il battesimo in quell'epoca, per contestualizzare un po' di più, diverso di come funziona oggigiorno, si dice così, che la persona si convertisce, la persona si converte, dico più o meno come funzionano nella maggior parte delle chiese protestanti. La persona si converte, poi a un certo punto decide di battezzarsi, chiede al pastore, di solito c'è, parliamo della realtà del Brasile, di solito c'è una specie di una scuola preparatoria per il battesimo, dove lì la persona riceverà la conoscenza delle principali dottrine, non solo le dottrine bibliche, ma anche le dottrine che crede la Chiesa. È un percorso di solito 6 mesi, 1 anno, dipende dalla Chiesa, e soltanto dopo la persona decide di battezzarsi, o è permesso a questa persona di battezzarsi. In quel periodo della Chiesa primitiva, la persona si convertiva e subito si battezzava. Un esempio più chiaro forse è quello di Giovanni Battista, giusto? Lui chiedeva alle persone, faceva la predicazione e chiedeva alle persone chi voleva essere battezzato. Quando leggiamo in Atti, quando Paolo, e questo è successo diverse volte, è capitato quando era nella città di Filippi, nella città di Filippi, con il centurione, con Lidia, la donna che era vicina al fiume, le persone si sono convertite e poi Paolo le ha portate subito a battezzarsi. Era così che funzionava. Perché questo è importante di ricordarsi? Perché quando Paolo dice alla Chiesa, e qui sta scrivendo alla Chiesa di Colosse, alla Chiesa di Colosse, dice che quelle persone lì, come cristiane, sta presupponendo che quelle persone lì erano già morti per il mondo e risuscitati in Cristo. Perché se quelle persone erano cristiane, molto probabilmente tutti quanti erano già stati battezzati. Non c'era questo percorso tra la conversione e il battesimo. Perciò Paolo parte del presupposto che quelle persone lì, quelli cristiani, quelli credenti della Chiesa di Colossi, erano già stati tutti battezzati. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se abbiamo deciso di ricominciare, se abbiamo deciso di abbandonare non il mondo, perché non usciremo di qua, ma abbandonare le cose del mondo, allora Romani 12:2, ancora Paolo, non conformatevi a questo mondo, viviamo nel mondo, ma non apparteniamo al mondo. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E questo rinnovamento capita soltanto quando cerchiamo le cose di lassù. Facciamo un piccolo esempio. Quale applicazione di cellulare utilizzate di più? Io probabilmente WhatsApp. Voi cosa utilizzate? Instagram. Hai riso, ma sai che ho fatto una ricerca, il Pinterest è una delle applicazioni più utilizzate in Italia. Io forse sono entrato 2 volte in vita mia, ma so che alle ragazze soprattutto piace. Quando vi porto dei numeri. A livello globale c'è un studio che dice che gli adolescenti trascorrono 600 ore all'anno circa
su Instagram. 600 ore all'anno. In Italia, considerando le persone di tutte le età, trascorrono circa 15 ore al mese, cioè 30 minuti al giorno più o meno. Sembra poco, ma non lo è. E questo prendendo persone di tutte le età, giovani e adolescenti, sicuramente passate ore su Instagram. E cosa succede con queste applicazioni? Sicuramente lo sapete meglio di me. Quando iniziamo a fare il mi piace su certe cose, c'è indietro una cosina che si chiama algoritmo. Sapete come funziona l'algoritmo di queste social? L'intenzione è di offrirti sempre di più di quello che cercate. Perché? Per fare in modo che non riuscite a uscire. Quante volte è capitato, e questo a me è capitato un sacco, che magari vado in bagno, vado a fare qualcosa, mi fermo un attimino per guardare l'Instagram, un Reels, 2, e poi sono passati 15 minuti e sono lì a ridere da solo guardando i Reels. Questo capita perché vediamo il primo e il secondo è più interessante, il terzo di più e così via. Un'altra situazione che capita, e sicuramente è successo anche a voi, magari state parlando con i vostri amici che avete l'interesse di comprare, non so, un paio di scarpe nuove e poi aprite i social e qual è la prima pubblicità che compare? Le scarpe. È esattamente così che funziona. Ho parlato adesso, l'algoritmo delle social. In mio caso, nelle ultime settimane, riesco a vedere soltanto i bambini che piangono e fanno anche altri rumori e mi viene soltanto questo. E non riesco a smettere di vedere i bambini. Nella nostra vita funziona esattamente così. Se sprechiamo la maggior parte del nostro tempo con le cose del mondo, dove saranno le nostre priorità? Nel mondo. Non si tratta necessariamente di qualcosa che lo facciamo in modo consapevole. Le nostre priorità stanno nelle cose che ci circondano di più. Cosa passo la maggior parte del mio tempo facendo, cercando, leggendo, guardando? Queste cose alla fine definiscono chi siamo noi o quali siano le nostre priorità. Ma se abbiamo deciso di vivere in Cristo e per Cristo, allora dobbiamo cercare di fare le cose che riguardano a Cristo e smettere di perdere tempo con delle vanità. Io non sto dicendo, e questo è importante, io non sto dicendo che tutte le cose mondane, tra virgolette, tutte le cose che non sono, così per dire, cristiane, sono peccati. Assolutamente no. Però, se trascorriamo più tempo con queste cose, è da preoccuparsi. Cercate prima il regno di Dio. Chi lo ha detto? Gesù. Sono le sue parole. Paolo, quando scrisse ai Filippesi, e quella città, non so se sapete, era una specie di un avamposto militare in quel periodo. Geograficamente non apparteneva all'impero romano, ma politicamente sì, era una città romana. E quelli cittadini di Filippi sapevano esattamente, essendo cittadini romani, in un contesto dove l'intorno non erano di romani, loro sapevano esattamente cosa significava essere un cittadino romano, cosa significava avere la cittadinanza romana. Non era cosa poca in quel periodo. Sapevano che essendo un cittadino romano avevano sia le responsabilità di un cittadino che i vantaggi di un cittadino. E Paolo, quando scrisse a loro, capitolo 1 verso 27, dice: soltanto
comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. E qui è interessante perché la parola utilizzata per dire comportatevi, che è la parola più vicina forse in italiano che hanno trovato, significa nella sua fonte, nel greco, significa esercitare, essere cittadino oppure esercitare la cittadinanza. E Paolo, come faceva sempre, era una delle persone forse più in gamba, Paolo utilizzava le parole a posto per un preciso scopo. Cosa intendeva Paolo con questo? Paolo sapeva che quei cittadini lì conoscevano il valore della cittadinanza romana e ha utilizzato questa parola per dire sapete cos'è, giusto? Perciò comportatevi, utilizzate o esercitate la vostra cittadinanza in modo degno del Vangelo di Cristo. Ma non è rimasto solo in questo. Poi Paolo collega questo verso ancora al capitolo 3, versi 17 e 20, dicendo: siete miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali era la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna loro vergogna. Gente che ha l'animo nelle cose della terra. Quanto a noi, i credenti, la nostra cittadinanza è nei cieli. Guardate come lui collega il fatto che ora dice che la nostra cittadinanza non appartiene a questo mondo, la nostra cittadinanza è nei cieli, con il fatto che quei fratelli lì conoscevano esattamente cosa significava essere un cittadino. E essere un cittadino in quel contesto che valeva così tanto, Paolo dice a loro, non vale niente. Se avete capito bene, la vostra cittadinanza non serve a nulla. Tutto quello che per voi magari sono tesori, per Cristo non è nulla. Non dobbiamo cercare le cose di questo mondo, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendoli conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Tornando alla lettera ai Colossesi, versi 2 e 3, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Il punto è che dobbiamo prepararci non per quello che succederà domani, ma per l'eternità. Smettere di perdere tempo con vanità, smettere di perdere tempo soddisfacendo i desideri della nostra carne e mettere le nostre forze dove importa, impegnarci sempre di più a fare la volontà di Dio. C.S. Lewis, conoscete, giusto? Della Croniche di Narnia. C.S. Lewis diceva che se lui avesse saputo che magari la sua vita finirebbe a 70 anni, sicuramente le sue priorità sarebbero diverse. Se sapesse invece che avrebbe vissuto fino agli 80, le priorità cambierebbero un'altra volta. Ma noi, come dice Paolo, la nostra cittadinanza non è di questo mondo. La nostra vita non finisce qui. Se riusciamo a avere in mente che vivremo per tutta l'eternità con Cristo Gesù, di cosa ci importa quelle cose che cerchiamo nel mondo adesso? Per magari i prossimi 5, 10, 15 anni? 20, 30 nei casi dei più giovani, non lo so. Ma ragazzi, avremo tutta un'intera eternità
queste cose valgono davvero? Possono cambiare qualcosa per noi? E l'eternità arriverà, che crediamo o meno, che aspettiamo o meno, arriverà per tutti noi. Gesù Cristo, quello che ora è seduto alla destra di Dio, Lui tornerà. E quando tornerà, se da una parte porterà giudizio a tutti quelli che non hanno confidato la vita a Lui, da un'altra ci porterà alla gloria in Cristo Gesù. E è in questo che dobbiamo avere visione. Il verso 4 dice proprio così: quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestato in gloria. Con Dio non possiamo avere una doppia cittadinanza. Non possiamo scegliere di vivere, come diciamo in portoghese, con un piede da una parte e l'altro dall'altra. O siamo con Lui al 100% o non siamo affatto. Lui è lì per offrirti tutta l'eternità, ma non è disposto a condividerci. Lui non vuole solo un pezzo di noi. Il gruppo di lode può venire. Romani non c'è l'ultimo verso? Se non c'è, leggo io. Romani capitolo 6, da 8 a 13. Paolo dice: ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché in suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per obbedire alle vostre concupiscenze, ai vostri desideri. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Cristo Gesù ci ha comprato con il suo sangue. Non è poco. E possiamo dire che il nostro passaporto è stato forgiato nella croce del Calvario. Se abbiamo questo in mente e pensiamo non a cosa faremo domani o dopodomani, ma in quello che ci aspetta nell'eternità, questo ci dà uno scopo più grande. Dove abbiamo messo le nostre priorità? In cosa ci stiamo affidando i nostri giorni, il nostro tempo? Che una volta usciti di qui stasera possiamo cercare di fare ciò che vuole Dio e non ciò che vogliamo noi. Le cose di questo mondo passeranno, ma noi no. C'è qualcosa di più. Preghiamo. Padre, aiutaci. Aiutaci a dare priorità al tuo regno, a fare la tua volontà. Dacci saggezza per capire in cosa
vale la pena mettere i nostri sforzi, Padre, le nostre forze. Aiutaci a camminare più vicino a te, a essere veri servi, che possiamo essere i tuoi imitatori. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Questo sei, Signore. Questo sei, Signore. Questo sei, Signore. Questo sei, Signore.
anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, facciamo ancora fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, ancora una volta, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, vediamo un segnale. Tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Questo sei Signore, 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 questo sei Miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse. Cantiamo ancora, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse. Ultima volta. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Grazie Signore, perché tu ci conduci, Padre, grazie perché sappiamo che sei qui, sappiamo che sei un Dio di promesse, un Dio di miracoli, Padre. Sei la luce, Signore, in mezzo al buio, Padre. Sei quello che ci porta all'amore, ci porta alla salvezza, quindi ti ringraziamo, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Vi rubo ancora qualche minuto per i nostri avvisi, potete sedervi. Allora, per i piccoli gruppi stasera le adolescenti e le giovani sono con me e i maschietti invece sono con Samuel. E il 31 ottobre avremo alle ore 22 la nostra veglia di preghiera, quindi siete tutti invitati. Siete tutti invitati ad esserci e niente. Non so se avete visto, se tutti siete sul gruppo, Junior questa settimana ha inviato un modulo in cui il 1° novembre discuteremo
sulla riforma protestante, perché il 31 è, diciamo, l'anniversario di questo evento, il 31 ottobre, e quindi lì potete fare delle domande in modo da poter parlare il 1 novembre nel nostro incontro della GAMUV. Quindi se avete domande, sono domande anonime, se avete domande da poter inviare, inviatele in modo che possiamo discuterne quel giorno. E credo sia questo. Lascio la parola alla Lode, che credo faremo un'altra canzone. Sì, invito la Chiesa a alzare in Grazie. piedi, che possiamo finire questo culto con gioia, perché il nostro Signore merita. E niente, dai, cantiamo. Sulle nuvole verrai, i re si inchineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo. Chi fermerà l'Onnipotente? Tu sei il leone, leone di Giuda, rudisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello è volato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno. Porta apritevi, il Re di gloria fate entrare. Salvezza porterà, a noi darà la libertà, chi fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, rudisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello è volato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno. Fermerà l'Onnipotente, chi fermerà l'Onnipotente, chi fermerà l'Onnipotente, chi fermerà l'Onnipotente, Ancora una volta. chi fermerà l'Onnipotente, chi fermerà l'Onnipotente, chi fermerà l'Onnipotente, chi fermerà. Tu sei il leone, leone di Giuda, rudisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello è immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si inginocchieranno qui davanti a lui, tutti si inginocchieranno.